Formeniga, località di Vittorio Veneto, ai piedi della chiesa di San Pancrazio una frana. La terra scende a cucchiaio e spinge la striscia d'asfalto verso l'alto e l'asfalto esplode. Ecco le crepe profonde e larghe che salendo la strada diventano voragine finché via Formeniga viene inghiottita dal terreno zuppo d'acqua. Non l'ho mai vista una roba del genere, in abbastanza anni, in 70 anni che sono qua. Proprio una roba così mai. Ma purtroppo pioggia ne è venuta tanta. Mi pare ne arriverà ancora, è preoccupato? Insomma, abbastanza. Per qua, praticamente da qui, per famiglie là. Poco più sotto un'altra frana, gli alberi cadono e invadono tutta la carreggiata e la terra piano piano, come si vede, continua a franare. E oggi l'allerta è scattata anche a Valdobbiadene, una crepa fende l'asfalto della provinciale in zona Gurcio, segnale, spiega il sindaco, di un leggero smottamento. E un'altra crepa è stata registrata a Sarmede lungo la strada di Levine Rosse, una piccola frana dietro la collina di Solighetto, fenomeni circoscritti che le piogge previste potrebbero aggravare. La preoccupazione è per le prossime giornate perché il maltempo non è destinato a finire e la terra è carica d'acqua e questo naturalmente può comportare dei rischi per la nostra zona collinare soprattutto. Resta l'allerta, le frane sono costantemente monitorate, questa mattina c'era il geologo che è passato per ciascuna di queste frane per darci anche qualche consiglio su come trattare la situazione e quindi sono sotto costante controllo. Ma ora i sindaci cominciano a pensare anche a come far fronte ai danni provocati dalle piogge incessanti, soprattutto quelli sulle strade che devono al più presto tornare percorribili e si augurano di poter spendere soldi propri. Che ci lasciano usare i nostri soldi allentando il patto di stabilità almeno per queste situazioni di emergenza. Pretendere di chiedere con forza a tutti gli enti competenti che ci sia un allentamento del patto di stabilità, in special modo su questi investimenti che si vanno a fare sui ripristini del territorio. Le nostre casse non sono vuote, noi abbiamo dai 3 milioni e mezzo ai 4 milioni e mezzo fluttuanti a seconda del periodo di fondi nelle nostre casse. Come tutti ormai sanno, il patto di stabilità ci vieta di utilizzare quei fondi come vorremmo. E perché, memori dell'esperienza del 2010, ritengono sia meglio fare da sé. Già l'esperienza del 2010 purtroppo non è stata positiva, le pratiche si trascinano ancora oggi, quindi spero che veramente se ci sono dei soldi siano gestiti meglio.